3 mesi di lavoro, 10 fasi di operatività, un intervento talmente invasivo da non permettere alternative alla circolazione. Dopo decenni di attesa, l'avvio del grande intervento di restauro e consolidamento del ponte di Santa Caterina, snodo cruciale della viabilità a Ponte nelle Alpi, è imminente. L'ANAS ha concluso la gara d'appalto, i lavori aggiudicati. L'ora X scatterà il prossimo 26 agosto e la preoccupazione per gli inevitabili disagi è comprensibile. È chiaro che questi lavori avranno un'enorme ricaduta a livello della viabilità e del traffico per l'intera provincia, perché passano 24.000 auto. Abbiamo pensato come viabilità alternativa al troncone autostradale, ma anche alle nostre ciclabili. Che l'intervento sia urgente lo si capisce osservando da un lato all'altro lo stato delle spallette del ponte, in alcuni punti assenti, e le condizioni generali del manufatto datato 1921. Noi chiediamo molta pazienza ai nostri concittadini, a chi va nelle fabbriche, ma siamo sicuri che i tempi saranno rispettati. Ad accrescere i disagi la chiusura contemporanea del tratto ferroviario Ponte nelle Alpi Conegliano per l'ulteriore fase di elettrificazione della linea, non prevista al momento della definizione dei tempi e dei modi della realizzazione dei lavori di restauro del ponte. Quando sono lavori di questo tipo, da una parte il blocco del ponte di Santa Caterina, dall'altra le ferrovie, io penso che questi enti debbano parlarsi. Ma il primo cittadino di Ponte nelle Alpi è fiducioso. Il suo auspicio è che da questa esperienza possa nascere l'opportunità di poter avviare una discussione allargata a tutti gli enti preposti sulle emergenze della fragile viabilità bellunese. Non è possibile che un ponte come quello di Santa Caterina sia l'unico sbocco verso il Longaronese, verso il Cadore, l'uscita di due siti autostradali, e quindi sarà anche l'occasione per discutere di viabilità, di riprendere, ho già parlato con il sindaco di Belluno Massaro e con il presidente della provincia Padrin, della Cadola Mas, quindi di investimenti che la Regione Veneto dovrebbe fare nella nostra provincia.